Circa 100 milioni di sequestro. Abbiamo operato stamani con un'operazione importante che riguarda sostanzialmente una nuova metodologia. Sono un paio d'anni che come Direzione Centrale Anticrimine, grazie alla collaborazione delle questure, delle divisioni anticrimine delle questure e ovviamente dei questori e sotto il coordinamento del nostro Servizio Centrale Anticrimine, abbiamo messo in atto questa modalità operativa che ci consente non solo di colpire dal punto di vista militare le organizzazioni criminali mafiose, ma ci consente di attingere anche alla loro provvista in nero, ai loro beni. Oggi, con l'operazione condotta a Messina e condotta dal Questore di Messina e dal Procuratore della Repubblica di Messina, grazie alle indagini espletate dalla Divisione Anticrimine di Messina e dal Servizio Centrale Anticrimine qui della nostra Direzione Centrale, abbiamo messo a punto e colpito un patrimonio che nel corso degli anni è stato accumulato grazie sostanzialmente a connivenze criminali mafiose riconducibili alla cosiddetta mafia barcellonese. Sono diversi cespiti, diversi beni, ci sono diverse società. Abbiamo colpito sostanzialmente una provvista che è stata accumulata in oltre 15 anni di attività. Le misure di prevenzione patrimoniali, l'ablazione patrimoniale, i sequestri finalizzati alla confisca sono fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo di contenere l'azione delle organizzazioni criminali mafiose e pensare a un loro futuro eradicamento dai nostri territori. Volevo sottolineare l'importanza di alcuni interventi che sono stati effettuati grazie all'applicazione pratica, concreta della nuova direttiva europea entrata in vigore emessa nel 2018 e recentemente entrata in vigore, che ci ha permesso di colpire beni e sottoporli a congelamento e quindi a sequestro e confisca all'estero, perché parte di questi patrimoni, parte di questi beni erano stati delocalizzati in altri territori. Grazie a questo provvedimento siamo stati in grado di applicare per la prima volta a Messina, in Sicilia, questo provvedimento che è un provvedimento a mio giudizio innovativo importante. Colpiamo con le investigazioni, colpiamo con i provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico di soggetti che compongono queste organizzazioni, e questa indagine parte dalla conclusione di una precedente indagine del 2017, l'operazione Gotha, e colpiamo i beni che questi soggetti hanno accumulato nel tempo grazie alle loro connivenze, alle loro attività criminali, diciamo in stretta collaborazione, in stretta, come dire, militanza, complicità con appartenenti militanti di queste organizzazioni mafiose. Diversi sono i reati che sono stati individuati come reati che hanno portato all'applicazione di queste misure di prevenzione. Il processo di prevenzione è importante, gli strumenti che siamo in grado di utilizzare con le misure di prevenzione che ci sono concesse dal codice antimafia sono importantissimi, ed è importante che si continui a agire su questo punto, come noi riteniamo si debba fare per raggiungere l'obiettivo finale di colpire definitivamente e pensare di liberare da questa malapianta il nostro territorio.